Buongiorno e come sempre ben ritrovati con ore 13, siamo in diretta, vi ricordo il numero telefonico per intervenire 049 49 06 054. Buon lunedì e oggi parliamo di qualcosa forse che non tutti, magari a cui tutti pensano, parliamo di una depressione, di un senso di ansia che può colpire le persone che magari durante le festività sono più sole, si sentono più in solitudine, si sentono forse più afflitte da tutte le cose che magari non hanno risolto. Si chiama Holidays Blues oppure depressione Christmas Blues, dipende poi i paesi dove la vai a definire. Abbiamo il piacere di avere in studio con noi un graditissimo ritorno il dottor Michele Canil, neuropsicologo e psicoterapeuta. Buongiorno dottore. Grazie, buongiorno a voi. Allora, capita proprio a fagiolo, nel senso che siamo addirittura d'arrivo con questo conto alla rovescia delle festività e già in Italia non stiamo messi benissimo, ci sono 3 milioni di persone che soffrono di depressione con un impatto anche economico molto forte e di questi 3 milioni 2 milioni sono donne. E allora adesso se ci aggiungiamo poi anche questa sindrome di ansia, di depressione da feste, non stiamo messi bene. No, non siamo messi benissimo, non siamo neanche messi malissimo rispetto ad altri paesi, per fortuna, però effettivamente le festività, in particolar modo il Natale, ma anche i mesi primaverili con la Pasqua o altri eventi, sono un momento di aumento o peggioramento del tono dell'umore su alcune categorie di persone. Diciamo che quando parliamo di un abbassamento del tono dell'umore lo definiamo in modo, diciamo, clinico. Poi possono esserci altri casi in cui, come dire, interviene una certa tristezza per dei ricordi, dei fatti, ma non causa problematiche patologiche. Senta, allora intanto ricordo il numero telefonico 049 49 06 054, se volete intervenire da casa potete parlare con il nostro dottore, il dottor Michele Canil, neuropsicologo e psicoterapeuta. Avete senso di ansia, avete un senso di depressione, vi sentite che queste feste sono molto pesanti, allora se volete un consiglio, volete dei chiarimenti siamo qua a disposizione. Allora, questo male di vivere, perché si può acutizzare in prossimità di feste? Intorno a noi vediamo le luci, tutti che sono contenti, ci dicono che a Natale siamo tutti più buoni, siamo tutti più belli, tutto deve essere più e poi invece noi andiamo in cosiddetto down, andiamo sotto. Questo accade principalmente per la tendenza dell'essere umano a vivere più dimensioni contemporaneamente. Quindi spesso ci sono dei ricordi, se non traumatici, dolorosi, che più facilmente nel presente del Natale si manifestano. In particolar modo per molte persone è doloroso proprio l'aspetto che toccava lei, cioè il vedere la festa, tra virgolette, della famiglia, le luci, tutto quel, come dire, quel contorno che dovrebbe creare gioia, invece in chi già ha dei dispiaceri, delle sofferenze, delle ferite profonde, crea ancora maggiore differenza rispetto al proprio vissuto e al proprio sentire. Quindi subentra anche un discorso di stima di sé, di paura di essere incapace ad essere felice o a rendere felici le persone che si hanno vicine. Senta, nelle statistiche, perché poi alla fine vengono tutte quante le situazioni elaborate tramite statistiche, dice che le persone maggiormente colpite da questa depressione, questa ansia natalizia, sono persone tra i 30 e i 45 anni, ma che poi tutto sommato passate le feste ce la fanno a riemergere, cioè come una sorta di autoguarigione. Poi c'è tutta una fascia di persone over 60 o single o vedovi, vedove che fanno invece fatica sempre perché durante le feste viene meno il senso di famiglia. Questo senz'altro, da un lato, come dire, fa riaffiorare alcuni lutti o perdite importanti che abbiamo avuto nella vita e il Natale in particolar modo va a stimolare il senso di solitudine da un lato, ma anche il bisogno di compagnia e di condivisione dall'altro. Invece rispetto alla fascia un po' più giovane, tra i 30 e i 45, spesso io vedo subentrano dei fattori anche più, come dire, longitudinali, cioè alcune considerazioni che a volte la persona fa sulla propria vita. Un po' sì, è vero che è la fine dell'anno, ma sicuramente il fatto che ci sia la celebrazione del Natale fa fare una sorta di conto alla rovescia per dire cosa ho realizzato, cosa non ho ancora fatto.
Lì dove la stima è poco solida, sicuramente si mettono in luce gli aspetti negativi. Quindi probabilmente andando incontro, diciamo, a queste festività, si arriva alla fine dell'anno, questi 365 giorni, uno comincia a dire, a tirare le fila e dice non sono riuscito a fare questo, non sono riuscito a fare quello, quindi è insoddisfatto, non è contento. Non è contento, lo noto soprattutto in chi magari desidererebbe una relazione affettiva e non ce l'ha, e magari anche il Natale è l'occasione in cui incontrare qualcuno, il compagno di scuola, piuttosto che il collega, piuttosto che l'amico che invece è realizzato su quello, il fatto di non essere realizzati magari in ambito lavorativo, invece si vede chi lo è, quindi subentra una sorta di invidia stagionale, no? Ma è proprio dovuto al fatto che da un lato l'autostima ci dice già che qualcosa non va bene, dall'altro ce n'è l'evidenza, quindi su queste persone in cui c'è questo delicato equilibrio spesso si rompe qualcosa, diciamo dal malessere fino ai casi che a volte purtroppo leggiamo nella cronaca. Allora, io vi ricordo il numero telefonico per intervenire, 049 4906 054. Allora, se voi siete a casa, soffrite di depressione, avete un po' di ansia, se volete telefonare il nostro dottore è a disposizione, vi può dare qualche consiglio per magari risollevarsi. Perché qual è il problema? Il problema è che questa ansia, questa depressione diventa più forte durante appunto le festività, perché c'è una forzata inattività e questo senso del dovere, cioè devo partecipare alle cene di famiglia, devo fare i regali, questa cosa è pesantissima per uno che già non sta bene. Sì, allora da un lato, come diceva il famoso psicoanalista statunitense Kelly, si perdono quelli che sono definiti i costrutti stretti, no? Cioè l'abitudine, si interrompe il lavoro, la quotidianità, siamo più a contatto con noi stessi o con persone che normalmente non troviamo, diciamo, nella quotidianità. E dall'altro proprio quello che diceva lei, quindi la capacità che abbiamo spesso di fare considerazioni su noi stessi e sull'ambiente a volte è molto perturbata dallo stato d'animo, da ciò che troviamo o che non troviamo. Allora, quello che volevo chiedere è questo. Allora, in Italia viviamo una condizione di ansia, di depressione, ma soprattutto di depressione, che è una condizione rivolta per lo più al femminile. Molte donne soffrono di depressione rispetto agli uomini e tra l'altro si fa fatica anche a ricevere delle cure in maniera rapida, cioè il 50% delle persone che soffrono di questa depressione, di questa ansia, fa fatica ad arrivare ad un aiuto. Perché? Perché le persone che lo soffrono non riescono a chiederlo, perché non trovano il canale giusto, la comunicazione. Allora, spesso diciamo nelle persone le cui condizioni non prevedono la vicinanza stretta di qualcuno è più difficile. Quindi lì dove c'è magari una persona che ha una famiglia, ha un contesto anche lavorativo a volte o amicale, sicuramente è più spronata perché c'è sempre una persona vicina, quindi di fiducia, che può dire guarda qualcosa non va, ma non hai mai pensato di provare a parlarne almeno col medico di base, che poi può dare un secondo consiglio, invia allo specialista, eccetera. Dove non c'è questo tipo di risorsa i tempi si allungano moltissimo, principalmente per la non capacità a volte di riuscire a dare un giudizio obiettivo su noi stessi, quindi magari lì dove c'è la persona che ha un abbassamento importante dell'umore può non accorgersene, può pensare sono io che non vado bene e basta. Un altro motivo è che mancando la risorsa non ci si specchia e magari non si sentono neanche quei racconti dell'amico piuttosto che del vicino che dice ma sai anche quell'altra persona ha avuto questo, potresti fare così e quindi indirizza. Quindi insomma la persona non condivide l'emozione, il sentimento, quindi pensa di essere da sola. Pensa di essere da sola e tendenzialmente questo la fa chiudere ulteriormente. Questa è la problematica che spesso si riscontra in chi non accede poi alla cura, a un percorso di cura. Quindi una persona che soffre di depressione si deve rivolgere al medico di medicina generale, al medico di base, al medico di famiglia, sarebbe già un ottimo punto di partenza. Step. O a volte io dico anche condividere con qualcuno di cui si ha fiducia perché può sempre dare un consiglio buono per dire ma guarda hai mai pensato che questo non possa essere risolvibile?
Allora, le volevo dire anche una cosa che ho notato andando a leggere tutte le informazioni, perché questa ansia, questa depressione da Natale, insomma, non dico che è nata come un fungo, però è stata, diciamo, elaborata e studiata negli ultimi tempi. Allora, gran parte di questa malinconia da Natale sfocia poi in, come abbiamo detto, in ansia, nell'insonnia, nel pianto, in pensieri negativi. Ma perché durante le feste? Cioè, qual è il meccanismo che ci fa sentire più depressi di prima o sentirci depressi se prima non lo eravamo? Allora, prima di tutto bisogna citare chi porta una ferita nel cuore, cioè chi ha avuto un evento effettivamente traumatico negli affetti e quindi più o meno consapevolmente convive un po' con questi dispiaceri. Chiaramente se, ipotesi, io ho avuto una perdita importante affettiva o un lutto importante nel Natale, ovviamente ho modo di confrontarmi col senso di allegria generale che da un lato è anche giusto dare per tradizione, quindi questo fa accentuare la differenza tra ciò che io sento internamente e ciò che vedo all'esterno. Questo peggiora l'autostima e fa innescare dei processi che sono psicofisiologici. Cioè l'umore crolla, ma si porta dietro ovviamente un cambiamento della serotonina, che è un trasmettitore molto importante per noi esseri umani, quindi questo va a peggiorare la qualità del sonno, e ci sono i classici risvegli nella prima parte della mattina, quindi tra le 4 e le 5, una serie di sintomi che sono ovviamente concatenati uno con l'altro. Quindi anche il fatto, ad esempio, dell'insonnia, magari una persona che soffre di ansia, di depressione, si sveglia quindi alle 4 alle 5 e non riesce più a dormire, comincia di nuovo a pensare, ad avere pensieri negativi. Assolutamente, addirittura l'ansia va a peggiorare i ritmi, diciamo, naturali del sonno, per cui tendenzialmente la parte di sonno profondo rischia di essere estremamente breve e la persona ha anche frequenti risvegli. Quindi insomma non è una cosa da sottovalutare. 049 49 06 054 se volete telefonare, se avete anche voi l'ansia, depressione, siamo a disposizione. Mi dicono che ci sia una telefonata. Pronto? Buongiorno, buon lunedì. Pronto? È un piacere ritrovare il dottore. Vede, ormai fa un piacere anche a noi perché ormai è diventato un punto fisso. Vada, buongiorno. Io volevo chiedere se c'è qualcosa che si può fare per evitare di avere questa, chiamiamola depressione, o comunque se ci sono comportamenti o non so, una dieta, qualcosa per evitare di ritrovarsi il 25 affranti, ecco. Anche una dieta del cibo. Va bene. No, una dieta o degli esercizi. Non esercizi spirituali, ma intendo allenarsi a pensare a qualcosa, non lo so, chiedo se c'è. Va bene, le facciamo dare una risposta. Grazie intanto per averci chiamato 049 49 06 054. Allora, questo signore insomma dice c'è qualcosa che si possa fare, l'alimentazione, la dieta, degli esercizi, e io aggiungo anche questa che è una cosa molto importante. Sono tutti felici in estate, si cambia l'ora, si accorciano le giornate, siamo tutti più tristi. Anche il sole incide molto, la luce naturale ci cambia molto. Certo, la quantità di luce che assorbiamo, non di meno la vitamina D, sulla quale i ministeri della salute di un po' tutti i paesi del mondo stanno molto spingendo, perché effettivamente è un dato estremamente importante. Questo, diciamo, dal punto di vista neurofisiologico soprattutto. Poi è interessante l'argomento che introduce, perché giustamente le persone chiedono: ma c'è qualcosa che posso fare per prevenire? Allora, la prevenzione è un po' difficile in tal senso, cioè si fa molto tempo prima cercando di, come dire, andare dallo specialista o insomma da chi si decide e provare a spiegare che stagionalmente si ripete un po' questa depressione, perché evidentemente c'è una ferita alle spalle che ogni anno viene un po' ritoccata, rivissuta, riaperta.
quindi è importante la prevenzione, quindi farla proprio Non c'è una dieta, no, perché lei dice magari ci torna alla memoria, io penso agli studi che abbiamo fatto, le Madeleine, lui mangiava e si ricordava il tempo passato. Prendo allora subito la telefonata e poi lei mi dice, cioè ci sono dei cibi, dei rituali che sono stressors, cioè ci stressano di più, me lo dice dopo la telefonata. Sì. Pronto, buongiorno. Buongiorno, Nadia da Treviso. Buongiorno Nadia. Buongiorno. Niente, io non è che soffro di depressione e di ansia, però quando si avvicina alle feste, perché 10 anni fa, come questi giorni, mio papà stava tanto male e al primo dell'anno è mancato la mattina del primo. Per me le feste sono... Non so neanche come spiegarmi. E dopo 2 anni e qualcosa è morta anche la mamma, sempre verso questi giorni, e proprio mi sento che mi mancano tanto. Grazie, arrivederci, buone feste. Grazie signora Nadia, intanto cerchi in qualche modo di tirarsi su, perché insomma, sono impattanti queste telefonate per noi che riceviamo, perché sentiamo proprio che la persona soffre. Senta signora Nadia, perché merita una risposta e tanto coraggio. 049 4906 054, il dottor Canille le dà una risposta signora Nadia dopo la pubblicità e si tiri un po' su. A dopo. Eccoci qui, siamo tornati in diretta 049 4906 054. Siamo col dottor Michele Canille, neuropsicologo e psicoterapeuta. Stiamo parlando di questa forma di ansia e di depressione che diventa più forte durante le festività. La chiamano in inglese Christmas blues, ma in realtà è una malinconia da festività che può salire tutti, indipendentemente dall'età. Ci ha chiamato la signora Nadia da Treviso e l'abbiamo sentita davvero anche molto provata, perché dice quando 10 anni fa è morto mio papà e 2 anni fa è morta mia mamma, sono mancate queste persone. Per me quando si avvicina il periodo di Natale, perché sono mancati in questo periodo, per me è proprio un crollo. Abbiamo sentita. Chiaramente lì c'è l'aspetto della ricorrenza che è molto importante, però insomma se ci sono degli aspetti... Vuole dell'acqua? Le faccio portare dell'acqua. No, allora. ce l'ho. Ce l'ha. La diretta. È la diretta, il dottore si emoziona anche con la diretta, quindi ecco, se vuole io le faccio portare, abbiamo l'acqua, no. Ce la fa, ecco, bene. Se ci sono delle ricorrenze è anche bene occuparsene, perché altrimenti rischiano di rimanere lì e possono agire in queste situazioni. Ecco, allora senta, intanto io dico ai miei colleghi, siccome abbiamo l'acqua a disposizione qui col bicchiere, se vuole qualcuno, che intanto il dottore manda giù un po' di acqua, ha detto che ce l'ha, ecco. E allora, mando la telefonata? Sì, allora intanto vi ricordo 049 4906 054, siamo a disposizione col dottor Michele Canille, neuropsicologo e psicoterapeuta, che finalmente anche ha bevuto un goccetto d'acqua e penso che adesso stia meglio. Prendo la telefonata. Pronto, buongiorno. Pronto? Buongiorno. Buongiorno. Volevo dire che io soffro di depressione già da 3 anni, dovuta a una menopausa molto brutta. E purtroppo da quando soffro di depressione tutti quanti sembra che abbia una malattia, che tutti devono starmi lontano, tutti gli amici, i rapporti si sono allontanati tutti. E tutti non capiscono proprio perché hai questo problema. Io mi domando perché questa situazione, cioè la depressione, io lo so, è una vera e propria malattia. E durante le feste comunque si accentua ancora di più, perché hai il pensiero comunque dei parenti che devono venire, dei pranzi che devi fare, dei regali che devi fare, e una che soffre di ansia e di depressione, la quantità enorme di tutte queste cose aggrava ancora di più la sua tensione che ha. Se posso fare una domanda, è sola, è sposata, è un No, io sono sposata, è sposata. Figli e tutto quanto, anche se ho 2 figli che purtroppo sono andati lontano e i nipoti li vedo pochissimo, e forse anche quello accentua un po' il mio stato. Quanti anni ha, signora? Sono anche figlia unica.
Quanti anni ha? Io ho 58 anni. 58 anni. Allora, aspetta un secondo, dottore, vuole chiedere qualcosa a questa signora oppure si è fatto un quadro? No, mi chiedevo se oltre a queste figure che sono lontane ce ne siano delle altre più accessibili, più vicine effettivamente. Sì. Cioè, il marito che le è vicino, signora? Sì, il marito Però gli amici, dice, si sono allontanati. Dopo sono anche sotto cura da un neurologo, da 3 anni che sono sotto cura da questo neurologo. E adesso sto molto meglio perché 3 anni fa era proprio un muro davanti a me, proprio non rifiutavo tutto, cioè non avevo neanche la forza di alzarmi dal letto la mattina. Proprio adesso, diciamo, vado a fare le mie passeggiate, cerco di reagire, cerco di darmi forza, però è sempre questo male che vedi che gli altri non capiscono. Non lo sentono, insomma, non lo vedono. È un male invisibile. Signora, allora, guardi, le faccio dare una risposta comunque dal nostro dottor Michele Canil e intanto in bocca al lupo, signora. 049 4906 054. Allora, dottore, anche una menopausa, da 2 anni sono entrata ho avuto una brutta menopausa e mi è calata una forte depressione. Sì, questo può succedere ed è anche frequente. Si aggiunge un'altra sorta di sindrome che ha un nome particolare, non è ancora ben standardizzata, però la chiamano la sindrome del nido vuoto. Quindi è una concomitanza di eventi, la menopausa, magari un calo dell'umore, come in questo caso, e in più i figli o comunque le persone vicine che si allontanano e quindi rimane una sorta di vuoto affettivo intorno alla persona. E quindi diventa difficile. Senta, allora, in questo caso poi la signora, la cosa che ci fa riflettere, quando parliamo di ansia e di depressione, noi riusciamo a capire che sia una malattia e che sia strutturata, abbia un suo percorso, una sua cura, però le persone fanno fatica perché non è che tu abbia qualcosa dove ti devi recare, non so, dal medico a fare delle terapie, delle cure, in questo caso magari prendi dei farmaci a casa e ti sembra impossibile che quella persona sia depressa. Si fa fatica nell'immaginario sociale a comprendere la depressione, l'ansia. È faticoso, è in parte sconosciuto e può far paura, nel senso che a chi, diciamo, ha avuto la fortuna di stare sempre distante da questa patologia anche per conoscenza indiretta, può spaventare l'idea, quindi vedo che tendenzialmente per tutelare se stessi cercano alcune persone di evitare, non sanno bene come comportarsi, piuttosto che temono di peggiorare le cose entrando in contatto con la persona che ne soffre. A me è dispiaciuto che questa signora abbia detto i miei amici e le mie amiche, cioè, si sono allontanate, ma allora che amicizia è se nel momento del bisogno la persona si allontana? Allora io prendo una telefonata che abbiamo, intanto il dottore cosa fa? Va a prendere questa bottiglietta dell'acqua e se la mette vicina, facciamo così, facciamo questo accordo. 049 49 06 054, io prendo la telefonata. Pronto? Buongiorno. Buongiorno, sono Giusy. Buongiorno signora Giusy. Allora, voglio dire alla signora che ha appena telefonato adesso che quando avrà risolto i suoi problemi, che penso che non siano proprio gravi, si rimette in sesto perché anch'io ho provato, ero stressata perché andavo dietro a una cosa che dovevo aiutare solo io, mi sono stressata. Mi è durato 6 mesi che non avevo voglia neanche di uscire e il medico diceva se non esci vengo qui con la scopa a mandarti fuori. Era il medico di medicina generale? Perché è così signora, perché quando siamo in casa, anche se facciamo le faccende domestiche, le fai sforzate perché io non ero neanche capace di preparare la tavola. E questo è, io ho detto, ma mi sono ammalata, il medico ha detto tu non sei ammalata, tu devi risolvere il problema e poi vieni come al solito ma che stai bene, non è una malattia, questo è quello che hai in testa te per finire ma questo problema. Ecco, e allora dico alla signora che non si stia allarmare
perché io non avevo voglia neanche di bere un bicchiere d'acqua, niente. In sei mesi ho dimagrito 22 kg. Allora ha detto il medico, se non ti metti in sesto, guarda che muori prima di questa persona che tu stai aiutando. E mi sono messa di preciso, ho detto adesso basta, e uscivo fuori al mattino, andavo magari al bar, trovavo qualche amica, perché finché tu rimani a casa tutto il giorno, stai sempre là a pensare, pensi. Non possiamo ridurci così, signora. Si dia un po' di animo, esca fuori tutti i giorni, tutte le mattine, anche se non trova le amiche, ha capito? Ma perché magari si prende anche un tagliolino o è qualcosa. sempre col pensiero là, e di questo, e di quello, e dell'altro. E io ho detto basta, e mi sono rimessa in sesto, ma però quando ho risolto il mio problema. Signora Giusi, grazie mille per l'incoraggiamento che ha dato anche ad altre persone. La signora Giusi è stata in grado di mandare via questo momento, che è stata una depressione anche di 6 mesi, quindi metà anno, inedia, aveva tanti pensieri, forse tutte le energie le aveva usate per aiutare questa situazione, questa persona, non ne aveva più per sé e non riusciva nemmeno più a preparare la tavola, che è una cosa che insomma fanno anche i bambini. Allora, io devo andare in pubblicità, 049 4906 054, la signora Giusi, le faccio comunque fare un commento a questa autoguarigione, in realtà poi c'è stato il medico, ha detto vengo a darti con la scopa, e siamo a disposizione se volete parlare appunto dell'ansia, della depressione, se volete un consiglio c'è il dottor Michele Canil, neuropsicologo e psicoterapeuta. A dopo. Eccoci qui, siamo tornati con la diretta 049 4906 054. Allora noi dobbiamo dare una risposta alla signora Giusi, che comunque ha trovato un modo di autoregenerarsi, probabilmente ne aveva parlato anche col medico di base, e prendo un'altra telefonata. Pronto, buongiorno. Pronto? Pronto? Signore, signora, pronto? Signora, è in linea con noi, quando vuole può parlarci. Pronto? Signora? Non so se ci sente. Vabbè, andiamo avanti, casomai la riprendiamo. È stato molto interessante perché questa telespettatrice, signora Giusi, ha dato conforto e anche ha detto attenzione, bisogna darsi una scossa, comincia ad uscire di casa, comincia a fare le cose più semplici. Magari io dico alle volte che anche prendere un animale domestico può stimolare. Certo, una sorta di pet therapy in famiglia. È un bel messaggio sicuramente. Bisogna anche dire però che non sempre è sufficiente dire mi do una mossa. Era interessante un aspetto che sottolineava la signora, cioè quello di avere il pensiero di non saper più fare le cose, e questo è sempre più frequente, vedo, come sorta di auto-inabilitazione della persona depressa, cioè il timore di non riuscire più a fare le cose elementari e che pensavamo di saper fare. In quella situazione diventa impossibile, quindi bisogna agire diciamo con uno specialista, con i servizi, ma in una maniera un po' diversa. Se invece funziona, la persona riesce ad attivare le proprie risorse, si riesce ad uscire di casa, ad andare a fare delle cose, a muoversi, a incontrare le persone, benissimo, perché quella è già un'autocura importante. Allora, stavo pensando, dottore, a quanto siamo cattivi con noi stessi. Quando parliamo di depressione e di ansia, poi stiamo tirando le conclusioni di questo anno, questo 2019, e siamo magari cattivi molto, e questa cosa ci fa emergere questo senso di siamo incompiuti, inadeguati, siamo in ansia, invece dovremmo essere più buoni con noi stessi. Visto che ci dicono che a Natale bisogna essere più buoni in senso vero. Questo è molto curioso perché emerge molto questa parte eventualmente serena di noi stessi a Natale, ma noi professionisti la vediamo anche nei trattamenti con l'EMDR, cioè lì dove si vanno a recuperare delle antichissime memorie di noi stessi. Si vede che alcune persone hanno proprio introiettato un messaggio genitoriale
fin da piccoli, per cui c'è una sorta di autoseverità molto potente, molto degradante a volte per la persona e addirittura punitiva. Per cui, come si diceva all'inizio, alcune persone possono anche non registrare degli eventi positivi e che, come dire, darebbero loro un po' di stima, ma addirittura li vedono in modo negativo. A Natale in particolar modo questo emerge con una modalità evidente per le persone. Quel tipo il frate che si flagella, noi ci flagelliamo perché non siamo abbastanza bravi. Provo a prendere la telefonata 049 4906 054. Pronto, buongiorno. Pronto, buongiorno. Prego, buongiorno. Sono la signora Martinello Bruna. Buongiorno signora. Buongiorno. Allora, da Fazzolo di Vedelago. Prego signora Bruna. Volevo parlare col dottore perché ho avuto un'esperienza molto grave io. 2 anni fa. Ero soggetta alle depressioni, però mi è successa una cosa che mio marito mi ha trovato come morta a letto, che non parlavo più, mi ha portato al pronto soccorso. Lì mi hanno visitata, mi hanno fatto l'attacco, mi hanno fatto di tutto, gli esami, tutto. Volevo ricoverarmi, però io, testarda, non mi sono ricoverata. Comunque ho dovuto firmare, sono venuta a casa. Il giorno dopo mi ha riportato dentro. Fatto di nuovo tutti gli esami, TAC, mucho encefalogrammi, mucho di cose. Poi sono venuta a casa di nuovo. Il giorno dopo mio marito mi ha trovata morta a letto, hanno dovuto chiamare l'ambulanza. Ero come morta. Cioè come era in catalessi? Hanno fatto un'iniezione perché hanno detto ma è sua moglie, guarda che gravissima è. Avevo gli occhi rovesciati, una cosa non le spiego cosa. Io ero arrivata a un punto che non facevo niente. Né da mangiare, non ero capace neanche di lavarmi il viso, niente. Tutto un tremore, un disastro. Sicché mi hanno portata giù con un telo perché non passavano per la camera. E da quando mi hanno messo nel lettino dell'ambulanza, mi hanno punto fino lì, fino a Castelfranco. Castelfranco, sono rimasta al pronto soccorso non so quanto, ma non venivo più in qua. Ero come morta. Ma scusi signora, ma lei dice questi 2 o 3 episodi che ha avuto come di catalessi sono dovuti alla sua depressione, cioè la depressione l'ha spinta ad andare in uno stato di... Sì, a tutte le depressioni e tutti i dispiaceri che ho avuto nella vita, che ne ho avuto tantissimi, mi hanno portato a questo. Mamma mia. Senta, ma adesso come sta signora? Adesso sto bene. Sta bene. Sta facendo una terapia? Ci pensi che dopo non so quanto, che sono rinvenuta, no? Mi hanno portato di sopra mia figlia e mio marito, mi hanno portato a fare un encefalogramma, poi mi hanno messo in una stanzetta lì in pronto soccorso, veniva sempre il medico a vedermi, non sapeva cosa avevo. Perché tutto un tremore, tutto... Insomma, ha detto questa qua bisogna portarla in psichiatria. Sono stata ricoverata anche in psichiatria. Ma scusi signora... Ma quando mi ho visto, mi sono ritrovata in psichiatria, mi è venuto in mente che mio fratello era stato lì in psichiatria e che dopo è morto. Si immagini cosa ho vissuto io. Ma scusi signora, le posso chiedere una cosa? Adesso è in terapia? Ha fatto delle terapie? Adesso prendo una pastiglietta, ero sotto una psichiatra, però l'ultima volta che sono andata ho detto signora, ha recuperato? No? È il 50%, 150%? Bene. Non lo so se il Signore mi ha fatto una grazia. Allora, le faccio dare un'analisi dal nostro medico, signora, in modo che, signora Bruna, allora io la ringrazio davvero molto, 049 4906 054, allora, colpisce molto questa telefonata di questa signora, ha avuto 3 episodi di, non so, io la definisco così, da ignorante, da catalessi. Sì, uno stato catatonico, è andata... poi bisogna vedere se magari in quel caso specifico c'erano condizioni mediche diverse.
magari anche di tipo Cioè vascolare. la depressione però, può far andare in stato catatonico, certo, in loop? certo, ci sono proprio delle depressioni cosiddette psicotiche che, come dire, non permettono più un uso volontario del corpo e cominciano a produrre sintomi neurovegetativi importanti, quindi è uno di quei casi lì. Sicuramente è necessario il ricovero in quei casi lì, perché la persona arriva a non alimentarsi, non muoversi o insomma... Ma insomma, la signora per 3 volte, da quello che ci racconta, ha detto questa sta morendo. Adesso insomma non conosco bene in dettagli, però la catatonia, come dire, non è neanche detto che sia immediatamente riconosciuta, perché prima di tutto giustamente si pensa a un evento vascolare di tipo neurologico. Fate quelle analisi, poi si può fare in modo più chiaro e definito questa ipotesi diagnostica. Infatti la signora, da quello che ho capito, ne hanno fatto tutta la diagnostica per immagine, da quello che ha detto ho fatto l'elettroencefalogramma, ho fatto la risonanza alla TAC e poi dopo sono arrivati ad una terapia per esclusione. Per esclusione. E in bocca al lupo signora, e comunque sono contenta perché ha detto la sua dottoressa che la segue non sta bene al 50 ma al 150%, quindi le terapie aiutano quando servono. 049 49 06 054, pronto, buongiorno. Pronto? Pronto? Prego, buongiorno. Buongiorno, sono Gabriella. Prego. Io chiamo perché sono stata anch'io con problemi del genere, tuttora non è che sto proprio bene, però sotto le feste di Natale giustamente cosa vuoi? Hai tutti i ricordi dei genitori, dei bambini quando erano piccoli, le feste che si facevano, non le fai più a una certa età, hai capito? Cioè, adesso ho 74 anni, un po' di problemi di salute, un po' tutto, e quindi ti fa tristezza, cioè tristezza grande. Ho dovuto anch'io chiamare, come si chiama, la guardia medica l'altra notte, non mi sentivo bene, tremavo tutta, credevo di morire, insomma. Però la mia dottoressa mi aveva dato tempo fa delle pasticgliette contro la depressione e ho ripreso a prenderle. Le ho riprese e nel giro di 10 giorni già mi sento un po' meglio. Oddio, non è che sto benissimo, però cioè, l'aiuto, se uno vuole, lo trova. Basta trovare il medico giusto che ti capisca, secondo me, dopo non lo so. Senta, signora Gabriele, faccio parlare un secondo con il nostro dottore, ecco, sì. Se vuole fare delle domande, dottore. Sì, no, in questo caso la signora è stata molto brava perché è comunque riuscita a formulare una richiesta d'aiuto in tempi brevi, mi pare di capire. Non brevi, cioè io prendevo già tempo fa queste pasticgliette. Sì. E dopo avevo smesso perché avevo troppo pastiglie da prendere, perché ho avuto problemi vari, interventi, robe varie, e ho smesso perché prendevo troppe pastiglie, invece in realtà era meglio che continuassi a prenderle. Lo so che bisogna prenderle per un certo periodo, poi smetterle. Sì. Sono una cretinata, non mi ricordo neanche più il nome. Comunque signora Gabriele adesso le sta prendendo, quindi magari riformi il medico di medicina che le sta riprendendo, oppure un dottore importante. Dico che alle altre persone, perché io conosco tante persone della mia età che hanno questi problemi, no? Mi sta ascoltando? Sì. Che non capisco se mi sta ascoltando o sta parlando. Mi sente? Sì. No, dico che conosco tante persone della mia età che hanno questi problemi e dico sempre, rivolgetevi al medico di base, perché non puoi andare buttati a letto e pensare a tutte le cose vecchie, antiche, che ti logorano il sistema nervoso e non dormi, c'è niente da fare, non dormi. Io prendo delle gocce, se posso fare il nome della medicina, Minias, prendo delle goccette alla sera e mi addormento e dormo tutta la notte. E in più questa pastiglietta qua antidepressiva. Perché non lo fanno anche loro? Cioè, bisogna aiutarci anche un attimo, no? Sbaglio? Signora Gabriella, io intanto la ringrazio davvero molto della sua testimonianza, che assomiglia un po' anche alla testimonianza della signora Bruna di prima, cioè che ha detto 2 notti fa sono stata così male che ho dovuto chiamare la guardia medica. Anch'io. Ecco. Signora Bruna, signora Gabriella, le faccio dare un'analisi, una risposta dopo la pubblicità dal nostro Michele Canil, neuropsicologo e psicoterapeuta. Grazie.
Eccoci qui, siamo tornati in diretta 049 4906 054. Allora, io mi riaggancio alla telefonata della signora Gabriella, la quale tra l'altro 2 notti fa ha avuto proprio forse un attacco di panico, giusto dottore? Allora, probabilmente c'è stata una situazione di urgenza, però ecco, è bene che ricordiamo sempre che non solo la depressione, ma ci sono altri sintomi, diciamo dello spettro dell'ansia, oppure dei veri attacchi di panico che sono o in comorbidità, si dice, cioè insieme, oppure da uno poi scaturisce l'altro, perché ad esempio la persona che con attacchi di panico poi non riesce più ad uscire di casa, eccetera, e a fare tutti i sintomi a corredo, normalmente poi sviluppa alla lunga anche dei sintomi di tipo depressivo, quindi probabilmente c'è quell'aspetto di cui tener conto. E quindi avete capito, 049 4906 054, quindi l'attacco di panico può scaturire una depressione o un'ansia che poi possono permanere. Alla lunga, se non curati, sì, perché chiaramente pongono dei limiti molto importanti all'autonomia della persona, alla stima di sé, e quindi è bene prenderli sempre il prima possibile. Poi un'altra cosa che mi interessava nella telefonata della signora Gabriella, che c'è stata una informazione secondaria ma che è molto utile, perché magari molte persone che soffrono di depressione e ansia decidono di non prendere in maniera autonoma le medicine. Sì, allora il discorso perché lei ha dei detto le ho farmaci. sostituite e adesso le ho riprese. Ecco, spesso si riscontra che chi entra anche in una terapia farmacologica, che non è detto che sia l'unica o non è detto che sia la sola, ecco, e poi tende un po' a pasticciare, a volte a gestirli da soli e a interrompere. È sempre bene comunque dare una telefonata alla persona, al clinico che vi sta seguendo, proprio per decidere sia la tempistica, ma eventualmente anche il modo in cui scalare e non interrompere bruscamente, perché si possono avere i cosiddetti sintomi da rimbalzo, che sono particolarmente fastidiosi, o peggio ancora possono far pensare allora sono tornato al punto a capo. Quindi è bene farsi seguire in questo aspetto. Sì, quindi seguire la terapia medica perché siccome è una malattia ha le sue prescrizioni. Sì, ci possono essere i farmaci, ovviamente i farmaci non fanno cambiare la prospettiva o i pensieri o i sentimenti, quindi è sempre bene abbinare la psicoterapia ai farmaci, oppure insomma ci sono altre tecniche come le MDR che sono raccomandati dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, e quindi anche su tutti i sintomi improvvisi o molto invalidanti che nascondono un trauma a posteriori è bene usarla, perché abbiamo tanti strumenti, quindi io dico cerchiamo di usarli tutti al meglio. Io prendo un'altra telefonata e la cosa che noto, come dicevamo prima, fin dall'inizio della trasmissione, abbiamo detto ci sono 3 milioni di persone che soffrono di depressione in Italia, di queste sono 2 milioni sono donne. Gli uomini sono in aumento, me lo dice dopo la telefonata. Pronto, buongiorno. Buongiorno signori, sono la Luisa. Buongiorno. Volevo chiedere al professore, io ho un piccolo problema, ho una certa età abbondante, no? Ho 76 anni. Io ho sofferto per il passato di depressione, ho fatto anche, sì, per anni. Dopo la morte del mio marito, e ancora adesso, dopo la morte del mio marito mi sono successi gli attacchi di panico e adesso mi succedono ogni tanto. Non riesco a uscire di casa perché mi viene l'ansia, mi prende lo stomaco, incomincio a sudare e mi tocca chiudere la porta di casa e rientrare. Io ho provato ad andare anche dal psichiatra, qua dove sono, perché non avevo sotto mano, e lui mi ha detto, guardi signora, sì, più o meno se sono ogni tanto non è un problema, però a me mi preoccupa questo discorso, perché io in passato gli dico ho avuto 2 depressioni molto molto brutte e mi sono costati 3 anni di psicologo da andare, perciò ho un regresso abbastanza non felice. Ecco, se mi dà qualche consiglio da poter così, la ringrazio e buongiorno a voi e buon Natale. Grazie signora Luisa, grazie. Allora, la signora Luisa dice, no, intanto signora Luisa non dica più c'è una certa età, 66, perché è giovanissima. E,
interessante la questione degli attacchi di panico, non riesce più ad uscire, però anche il medico che ha detto, beh insomma attacco di panico se non è così frequente, però chi ce l'ha, lo sta vivendo, lo soffre, ha bisogno di aiuto. Sì, adesso non so... Mi fa specie che un medico abbia detto una cosa del genere, perché è un sintomo, non stai bene. Sì, non so chiaramente in quale senso il collega abbia dato questa indicazione, però dico, visto che adesso la signora sta lamentando che effettivamente non riesce ad uscire di casa, è costretta a richiudere la porta, quello è invalidante. Prima o poi quel tipo di sensazione, di sintomo si ripercuote sull'umore e rischia di andare a ristimolare la depressione che insomma già un paio di volte si è affacciata. Sì. Quindi io prenderei immediatamente provvedimenti in tal senso e adesso non so, non ho avuto il tempo di chiedere alla signora se è già in terapia farmacologica, però sarebbe assolutamente importante che provvedesse anche agli attacchi di panico, perché anche se sono 1 o 2 ogni tanto, come dire, l'invalidazione alla propria stima è pesante. Quindi cosa dovrebbe fare la signora Luisa? Andare dal medico di base? O contattare uno specialista direttamente e sentire un'opinione, un parere, ma per iniziare comunque a prendersi subito cura di questo. Evitiamo che vada a far riaffiorare quelle depressioni brutte, ha detto, ha avuto due depressioni molto brutte, 3 anni molto brutte. Poi insomma mi fa specie, ripeto, che uno specialista abbia potuto dire ma sì, un attacco di panico ogni tanto, ma intanto tu te lo vivi, quello è. È molto pesante, Io vedo molte depressioni che scaturiscono inizialmente dal panico e, come nel caso della signora, un attacco di panico proprio dovuto ad una perdita affettiva. Allora, signora Luisa, vada dal suo medico di base e se serve cambi specialista, non è che se vai dal macellaio ti dà la carne marcia, non è che ci torni il giorno dopo, voglio dire, cambi macellaio. Allora, siccome mi preme la questione del maschio, dell'uomo, sì, perché la donna è più comunicativa, è più facile per una donna parlare, esprimere le sue sensazioni e emozioni, l'uomo invece no, si chiude ancora di più in se stesso, figuriamoci se ha depressione, l'ansia o l'attacco di panico. Allora, lei che è esperto? Scientificamente è dimostrato che i maschietti sono un po' più restii a prendersi cura di sé. Queste sono statistiche molto importanti già in ambito cardiologico, figuriamoci quando riguarda il noi stessi. Però diciamo, per tutti noi specialisti ultimamente si vede un'inversione di tendenza, cioè i maschi, i soggetti maschi, le persone che non hanno magari una compagna, una sorella, una parente che tendenzialmente lo accudisce e gli dà delle indicazioni, negli ultimi anni come dire, contatta direttamente lo specialista attraverso internet, quindi questo direi che è un grande vantaggio che mette, come dire, non solo a riparo la salute, ma aumenta e migliora la qualità di vita di tutti coloro che altrimenti fino a una decina di anni fa non accedevano nemmeno a una cura. Quindi in questo caso diciamo internet, il web facilita? Devo dire di sì, devo dire sì. Allora, noi dobbiamo chiudere, può darci un consiglio, perché dobbiamo pensare positivo, ce lo dicono tutti, ma in realtà si avvicinano le feste, abbiamo sentito tante esperienze di vita diverse, ma tutte accomunate da una sofferenza. E allora possiamo dare un consiglio a chi è a casa, a chi non ha chiamato, chi non ha fatto in tempo a telefonarci? Ci dà un consiglio, dottore, per queste festività? Sì, io dico questo, insomma, se qualcuno sa che ha delle ferite alle spalle, dei dispiaceri che si porta dentro, non aspettiamo il Natale come momento in cui star troppo male o pensarci. Proviamo a prenderci cura un pochino prima di noi stessi, in modo da migliorare almeno il Natale successivo e tutti quelli conseguenti. E io aggiungo, perché sono sempre pro, se poi siete proprio soli e non avete amici, parenti, prendetevi un cagnolino, un gattino o qualcuno, o bussate al vicino che magari non conoscete bene e avete un'amicizia anche col vicino, perché no? Perché no? Bisogna sempre provare nella vita. Io ringrazio tutte le persone che ci hanno telefonato e mando veramente un incoraggiamento a tutte queste persone che veramente hanno manifestato una sofferenza. Ringrazio tutti i nostri telespettatori, ringrazio davvero molto il dottor Michele Canil, neuropsicologo e psicoterapeuta, per essere stati con noi, per essere stato con noi. Ore 13 torna come sempre domani e a presto anche col dottor Canil. Arrivederci. Grazie a voi.